Buongiorno, sono Manuele Ceschia, uno dei fondatori di AppMyNet, società Benefit. Offriamo una soluzione digitale per la gestione delle risorse umane in azienda, con due parti molto importanti, quelle legate alle procedure per la gestione delle risorse umane come buste paghe, richiesta ferie, permessi, timbrature, e quelle un po' più virtuose come l'ingaggio degli utenti, la gestione della formazione, i sondaggi o la gamification all'interno dell'azienda. In quel periodo il nostro progetto MyNet era poco più di un'idea e sapevamo benissimo che la nostra prima necessità era quella di ottenere dei fondi per poter riscrivere completamente tutta la tecnologia della nostra startup, del nostro strumento. E in questo senso mi sono permesso di contattare l'agenzia, che mi ha subito dato disponibilità ad un incontro e che ha raccolto tutte le mie esigenze e segnalarmi una linea contributiva molto interessante che faceva al caso mio. Nel nostro percorso di crescita abbiamo sfruttato diversi dei servizi che l'agenzia offre, da delle consulenze sulle linee contributive per le nuove assunzioni, alla finanza agevolata e quindi contributi per avere sostegno verso le iniziative che dovevamo andare a fare, sviluppo di nuove funzionalità o internazionalizzazione e cercare di vendere il prodotto all'estero con dei contributi al nostro sostegno. Siamo stati invitati a un evento sulle società Benefit, abbiamo avuto sicuramente dei riscontri positivi in termini di networking. Molte aziende hanno conosciuto MyNet anche grazie al lavoro sia dei singoli che dell'agenzia stessa, e questo mi ha permesso di entrare in contatto con delle persone nuove che diversamente non sarei mai riuscito a contattare. MyNet è una startup, gli obiettivi che si pone quindi sono quelli di scalare il mercato. Abbiamo appena concluso il nostro primo round di finanziamento e la liquidità che ne deriva verrà utilizzata per metà in sviluppo di nuove funzionalità all'interno della piattaforma e l'altra metà in attività commerciali e marketing. Sicuramente un altro degli obiettivi è quello di dare ancora più struttura all'aspetto di società Benefit. Noi offriamo questa app gratuitamente a tutte le ONLUS d'Italia che lavorano con le persone o con gli animali. L'obiettivo più importante probabilmente è quello di avere una crescita comunque sostenibile, di riuscire a trovare le persone giuste che ci aiutino e con le competenze adeguate. L'esperienza avuta con l'agenzia e le persone che ho conosciuto al suo interno mi hanno dato sicuramente conferma del fatto che competenza e voglia di fare possono portare a dei risultati. Per cui grazie